Il Veneto ha molto da dire alla 54esima edizione del Vinitaly, Salone internazionale del vino e dei distillati in fiera a Verona fino al 13 aprile, quarto posto in Europa per produzione. Siamo di fatto oggi il palcoscenico più importante a livello internazionale, non è un caso, visto e considerato che il Veneto è il primo produttore italiano di vino con 11 milioni e mezzo di ettolitri e considerato il fatto anche che dell'export nazionale noi rappresentiamo il 36%, che equivale a 2 miliardi 245 milioni di euro che esportiamo tutti gli anni. Se facessimo una classifica a livello internazionale, prima viene la Francia, poi l'Italia, la Spagna e il quarto posto del Veneto. Innanzitutto dobbiamo contare che in Veneto ci sono migliaia di agriturismi, per esempio, che coniugano l'aspetto agricolo con quello turistico. Abbiamo patrimoni dell'UNESCO, ma abbiamo soprattutto una regione che produce di tutto e di più, non soltanto in termini di vini DOC e di OCG, ma anche in termini di prodotti DOP e IGP, è una delle prime regioni in Italia. E sappiamo che il turismo internazionale, oggi il 25% dei turisti internazionali si muove con una motivazione legata al buon bere e al mangiare bene. Ecco che allora la Regione Veneto, sposando queste due cose, diventa leader a livello internazionale. La seconda giornata si è aperta con un'iniziativa di solidarietà per l'Ucraina. Tutto il ricavato delle 76 super degustazioni di tutte le masterclass a pagamento alle iniziative della Caritas andranno a sostegno delle popolazioni colpite dalla guerra. Stessa destinazione per l'asta benefica Vini per la Pace, e nasce la giornata della cultura del vino e dell'olio.